Noi abbiamo una settantina circa di organizzazioni, 10.000 persone che se ne occupano e un 2005 con una certa continuità, e quindi è un altro esercito rispetto a quello che abbiamo. Penso che l'ULSS ha 2.500 dipendenti e abbiamo altri 2.500 operatori sul territorio. Il mondo della solidarietà organizzata del Veneto è in grado di mobilitare oltre 900.000 abitanti, un residente su 20, compresi donatori e soci, e può contare sull'apporto di circa 87.000 volontari, la maggior parte dei quali vi opera assiduamente. Il lavoro gratuito di questi produce complessivamente un monte ore settimanale equivalente a quello di 6.170 persone impiegate a tempo pieno. Nel 2000 le organizzazioni di volontariato venete si sono fatto carico di oltre 150.000 persone in stato di bisogno nei settori di supporto al welfare, ma importante è la loro presenza e azione anche nei settori della vita civica, ambiente, cultura, educazione, protezione civile e solidarietà internazionale, dove stimolano la consapevolezza dei cittadini e ne promuovono e organizzano la partecipazione sui problemi del territorio e sui temi della qualità della vita. Un volontariato che tutta Europa ci invidia, capace di sopperire a quelle mancanze strutturali ed organizzative tristemente comuni in Italia. Ma le associazioni di volontari ormai sono ben inserite all'interno del tessuto connettivo dell'economia sociale, anche fornendo standard qualitativi davvero elevati. Questa realtà del civile e del sociale è cresciuta anche da un punto di vista diciamo della qualità, della selezione, della capacità di progettare, e quindi non deve essere superba per questo, ma non deve essere neanche lo zerbino. Come sta cambiando il welfare? Il welfare purtroppo a livello, diciamo così, di servizi, se mancasse il terzo settore avrebbe molte carenze.